Buongiorno cari amici, ben ritrovati in questo spazio in mia compagnia. Io mi chiamo Ildegarda, per quelli che non dovessero conoscermi, e oggi parliamo del denaro felice. Prima però di parlare di questo piccolo rituale che sfrutta, come dico spesso, una magia simpatica, vi ricordo insomma alcune cose di me. Dunque, questo canale ormai è online da circa 2 anni, dove appunto periodicamente rilascio video di esoterismo, dirette di Sibille, ho letto libri appunto di occultismo e appunto altre spiegazioni, pillole di radiestesia, radionica, astrologia antica. Dunque, per quanti sono appassionati di queste discipline, di queste materie, sicuramente questo canale dovrebbe risultarvi interessante. Oggi comunque affrontiamo un piccolo rituale, cioè ci occuperemo di un piccolo rituale del denaro felice. Perché trattiamo questo argomento? Chiaramente il denaro è un'energia, come tutto del resto, è una forma di coscienza, è qualcosa che dobbiamo imparare a lasciar fluire serenamente, dunque già dobbiamo predisporci mentalmente a non trattarlo come un problema, come un ostacolo. È chiaro che come qualunque forma di energia, in difetto e in eccesso porta problematiche, ma noi vogliamo lavorare per il giusto flusso di abbondanza. Dunque, cosa ci servirà per questo rituale? Miele. Il miele è importantissimo, tutto dove volete addolcire, dove volete attirare, useremo il miele perché proprio per le qualità che ha si presta per tantissime cose. Ci servirà una coppa, una piccola coppa, non importa come sia, sceglietela di vostro gradimento, qualcosa che avete a casa e non usate, dunque le date una ragione di vita, 2 cucchiaini, una piccola chiave, mi raccomando deve essere una chiave semplice, niente cose troppo elaborate, anzi una chiave che abbia soltanto un lato zigrinato e ritagliato, dunque una chiave comune, piccolina. Monetine, se le avete dorate usate quelle dorate, non importa che taglio hanno, che valore hanno, purché siano monete. Se volete attirare anche denaro proveniente dall'estero potete usare anche monete di altre valute, dunque monetine e una banconota. Io mi trovavo questa, potete usare anche 5 euro, 10 euro, se ne avete di più usate una banconota più grande, non è importante, dunque il taglio è ininfluente purché il flusso di energia su cui andremo a lavorare sia posto a suo agio e allegro, dunque questo è un po' il senso. E dulcis in fundus, io non lo mostro per non fare pubblicità, del resto non vengo retribuita per la pubblicità che faccio agli oggetti che uso, però usate, non so, un whisky, una vodka, un alcolico che appunto sapete che per le qualità di portare allegria possa appunto lavorare per il nostro vantaggio. Dunque io poi userò un piatto tanto solo per appoggiarmi e per lavorare le cose con il miele. Dunque vi mostro i passaggi, fatelo con me e poi ovviamente vi spiego anche il resto. Dunque, eccoci qui. Allora, cominceremo con il miele, prenderemo uno dei cucchiaini e estrarremo un po' di miele dal vasetto e cominceremo a lavorare le monetine. Dunque, un po' di miele sulle monetine da entrambi i lati, ok? Benissimo, e lo andiamo a porre nella coppa, l'altra monetina anche qui da entrambi i lati nella coppa. Anche io comincio ad avere tutto il miele sulle dita, dunque mi sto addolcendo anch'io. Allora, anche l'altra monetina sulla coppa, cioè sulla coppa nella coppa, e lavoriamo anche la banconota. Dunque anche qui metteremo un po' di miele. Vi sembrerà uno spreco? Quando capirete quello che attirerete sarete felici di averlo fatto. Dunque non vi preoccupate, è una fonte di energia e come tale deve sentirsi accolta e ben voluta.
nella vostra vita. Mi raccomando, uno dei segreti, tra l'altro, per stare sempre bene è ricordarsi che ogni aspetto della nostra vita è conservato, mantenuto, preservato e perpetrato da forze. Le forze sono state identificate dalla tradizione cabalistica con alcuni nomi, chiaro, non entriamo nello specifico, ma queste forze sono considerabili degli spiriti. Dunque, che lo spirito dell'abbondanza sia con noi. Mettiamo anche la banconota tutta bella addolcita dentro la coppa, il calice. Non è finita qui, gli mettiamo un altro pochino di miele, ok, in modo da addolcire bene il tutto. Ecco qua, perfetto. Ottimo, passiamo avanti al tocco finale, che è quello di appunto mettere un pochino dell'alcolico che avremo scelto. Potrete usare un digestivo, la vodka, il whisky, ne metterete un pochino, quanto basta, ecco, voilà, così. Non è che li dobbiamo ubriacare eccessivamente, ma quanto basta appunto per mantenere il denaro allegro. Cosa fare a questo punto? Come ci si comporta con questa nostra operazione? La dobbiamo conservare o vicino all'ingresso, se abbiamo un'attività commerciale vicino alla cassa, se lavoriamo in un ufficio lo porteremo, chiaramente se siamo a contatto con altre persone potrebbe sembrare strano, dunque magari sceglieremo l'ingresso a casa, o se lavoriamo da casa in un ufficio, in uno studio, lo metteremo nello studio. Dunque lo terremo comunque vicino alla fonte di provenienza del nostro denaro. E la chiave, mi dimenticavo che dobbiamo addolcire anche la chiave. Accidenti, vediamo un po'. La chiave perché simbolicamente apre le porte al denaro. Ecco qua, anche la nostra chiave, benissimo. A questo punto sì che è fatto. Dunque, lo conserviamo questa coppa, come dicevo, se avete un'attività commerciale vicino alla cassa, se lavorate da casa lo tenete nel luogo dove lavorate, nell'ufficio se avete un ufficio, anche se non vogliamo metterlo alla vista potrà essere messo magari in qualche ripiano oppure in alto su qualche scaffale. L'importante è che ogni tanto rinnoviate l'energia di questo piccolo rituale. Tanto per cominciare la riconoscenza, la gratitudine è qualcosa di straordinario. Allora cosa faremo? Grazie, grazie, grazie. Grazie, grazie, grazie. Grazie, grazie, grazie. Ok, dunque la gratitudine, l'allegria anche di questo suono, di questo tintinnio, va a scuotere, no? Nuovamente le forze di questo piccolo rituale. Mi raccomando, trasmettete il senso di leggerezza, di allegria, di piacevolezza che il flusso del denaro deve o portare nella vostra vita e comunque voi a vostra volta restituire a questo flusso di coscienza, questa energia. Vi ricordo appunto che il denaro è un'energia, è una fonte di energia ed è importante che si senta accolto nella vostra vita, dunque anche a livello mentale dovete riuscire a trattarlo come qualcosa che fluisca dolcemente e in abbondanza. Dunque, cosa si fa poi periodicamente? Come vi ho detto, grazie, 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 ma ogni tanto potete anche metterlo all'aria aperta in modo che si rinnovi un po' e poi riportarlo vicino cioè nel luogo dove avete deciso di conservarlo. Se sentite che di nuovo un pochino c'è un afflosciamento di questo flusso, se cominciate a percepire che manca quell'allegria, lavorerete un'altra monetina e andrete a inserirla nel resto, all'interno della vostra coppa, del vostro boccale e via avanti. Dunque mi raccomando,
è una cosa simpatica con ingredienti semplici che abbiamo tutti a casa e non importa se all'inizio, se non avete una banconota, se ne avete una solo di piccolo taglio, non è assolutamente un problema, si comincia anche con poco e mano a mano potrete, come dire, andare a nutrire la vostra coppa per sempre un maggior flusso di abbondanza. Bene, dunque vi ricordo gli ingredienti, alcune monetine in numero 3, sarebbe il massimo per cominciare, una banconota, un alcolico, il miele, 2 cucchiaini, una piccola chiave semplice che deve essere seghettata soltanto da un lato e una coppa chiaramente. Bene, allora vi ricordo tra l'altro che sono disponibile per consulti privati a pagamento, se vorrete contattarmi un consulto ha un costo di 20 euro, una durata di 45 minuti, vi lascio nelle mani questo piccolo trucco magico per addolcire la vostra vita, per mettere un'altra cosina in più positiva per quanto riguarda appunto la vostra condizione economica, ma vivete sempre tutto come un gioco. Un giorno, quando diventerete consapevoli, vi renderete conto di quanti cancelli inconsciamente avete messo nella vostra vita. Dunque cominciamo giocando come fanno i bambini che rendono tutto magico e tutto un mondo meraviglioso. Grazie a tutti e alla prossima, vi aspetto ancora nel mio canale. Un bacione, a presto.